Sono Fabio Caon e insegno didattica delle lingue e della comunicazione interculturale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Il mio legame alla legalità e alla libertà nasce da un incontro con Gherardo Colombo nel 2015, quando vado ad assistere a una sua presentazione e parla di questa associazione sulle regole di cui faccio parte. L'associazione sulle regole nel 2017-18 mi affida il compito di creare un kit didattico, ossia di prendere delle parole chiave di Gherardo Colombo e di trasformarle in schede didattiche declinate per la scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, e adesso anche grazie alla legge 92 del 2019 sulla educazione civica alla scuola dell'infanzia. Il kit didattico, scaricabile gratuitamente nel sito sulle regole, è l'occasione per poter far sì che venga letta la regola e la legalità non come una costrizione, non come un dovere, ma come la possibilità che le cose si possano fare. Cioè la regola è la cornice che ci permette di poter agire nel mondo. Senza le regole noi non potremmo agire. Ecco, da questo cambio di prospettiva nasce questo legame con la libertà, quindi nel concepire regola come strumento per la libertà delle persone, e ovviamente la legalità è la cornice nella quale mi piace inserire tutto questo. C'è bisogno di legalità perché c'è bisogno di equità, c'è bisogno in questo momento storico di grandissime difficoltà, c'è bisogno di uno sforzo quotidiano, e c'è bisogno di uno sforzo quotidiano da parte di tutti, anche da parte dei bambini, che possono nella loro quotidianità realizzare la società orizzontale e poter far sì che appunto si avvicini la dinamica tra Stato e cittadino, e che in questa dinamica di prossimità si riesca a condividere un ideale, che è quello appunto di una società rispettosa dei fondamenti costituzionali e in primis dell'articolo 3 della nostra Costituzione. Questo è il mio vissuto, il mio messaggio. Mi sento di consigliarvi due film. Il primo è Liberi di scegliere di Campiotti e il secondo è Uomini contro di Rosi, nel quale recita lo straordinario, davvero incommensurabile Gian Maria Volontè, che mi piace sempre ricordare, anche perché insomma sono stato vicepresidente dell'associazione Gian Maria Volontè di cinema, quindi mi sembrava doveroso un omaggio a questo attore straordinario e purtroppo davvero proprio dimenticato da molta critica e da molta gente. Quindi viva il cinema, viva Gian Maria Volontè, viva la legalità e la libertà.